La dolcezza di un'alba non si cerca, si trova. Così è stato per noi. Siamo partiti con un buio totale, silenzi pieni di parole, sguardi pieni di racconti. Toccando la roccia eravamo in mezzo al mare, un mare pieno di nuvole. Non l'abbiamo cercata, l'alba, ci è venuta incontro lei. Buonasera, si va in un posto che sognavo da molto tempo, ossia il bivacco Brollo, in Alta Val Torre, ai piedi dei Monti Musi. Siamo partiti tardino, speriamo di non trovare il bivacco tutto pieno, se no stanotte tocca dormire fuori. Al parcheggio incontriamo Federico, anche lui punta al Brollo, e più tardi lo ritroveremo su. Per arrivare al Brollo dovremo affrontare un bel millino di dislivello in 6 km, quindi sì, pendenze belle impegnative. Dal bivacco Brollo la salita continua lungo il sentiero CAI 737. La nostra meta è la cima ovest del Monte Musi, a quota 1866 metri. E nell'ultima parte il sentiero si farà più ripido e attrezzato. Gli zaini sono pieni per la notte al bivacco, ma dentro ci portiamo anche una bella dose di aspettativa. Ma non avevamo ancora idea di che alba ci stesse aspettando. Intanto il sole di questa giornata ci saluta e continuiamo l'ultima parte di sentiero, ripido, nel buio del bosco, che ormai in quest'autunno inoltrato è diventato un letto di foglie. La via, illuminata dalle nostre frontali, ci mostra passo dopo passo il percorso davanti a noi. Abbiamo fatto solo 2,5 chilometri. Che cazzo? Un'arrampicata? Porca vacca! Arrivati al bivacco Dino Brollo, 9 meno un quarto, adesso speriamo non sia strapieno e di riuscire a trovare posto per mangiare e dormire. Tempi perfettamente rispettati. Oh yes. Vai. Non è abituato che noi troviamo persone. Su bene. Abbiamo qua anche il Mount Runner famoso, Famosissimo. camminatore, ricercatore di albe. Un bel incontro oggi, guarda, senza mettersi d'accordo, guarda. Eccoci qua. Sembra fatto apposta. Veramente bello.
Al bivacco ritroviamo Federico. Intanto prepariamo da mangiare e si finisce subito a parlare di montagna e di esperienze condivise. Preparativi per la cena. La serata vola e a una certa ora decidiamo di andare a dormire. Sveglia impostata per l'alba sulla cima a ovest, ma nella notte ci aspetterà una bella sorpresa. Buonanotte. Nella notte Aline si è svegliata e si è resa conto che sotto di noi stava salendo il mare di nuvole. Era così emozionata che non è più riuscita a dormire. Quindi a una certa ora siamo partiti alla volta della cima a ovest dei Monti Mosi. Che spettacolo sta arrivando. Wow. Madonna. Che luce! Vetta, Monte Musi, raggiunta in tempo per l'alba. Cioè, non ci credo. Non ci credo.
uno spettacolo senza eguali da qua sopra, mare di nuvole e l'alba là dietro le crode, e adesso colazione in vetta. Allora è arrivata quasi ora di scendere, io e Alina non è che abbiamo molta voglia perché lo spettacolo qua è pazzesco, però tocca. Perché tocca? Rimaniamo qua? Sì, beh. Dai, via. Non voglio scendere. No? Ok. Rimaniamo qua. Sì. Fino al mattino. Fatta? Se vuoi, E cosa mangi? panini. E vonde? Ce li gestiamo. Siamo tornati in mezzo alle nuvole e siamo tornati al bivacco Brollo. Eccoci qua. Che purtroppo è sommerso adesso dalla coltre di nubi. Bene, conclusa anche questa 2 giorni. Ci vediamo alla prossima. Arrivare qua su all'alba non è mai solo una questione di dislivelli o di fatica. È il bisogno di provare un'emozione che ti faccia sentire vivo, perché certe albe non le vedi soltanto, le senti, le vivi. Non è solo banalmente un andarsela a cercare, è voler vivere una vita piena, felice e consapevole. Una vita che, come il mare sotto di noi, si riempie poco alla volta di ricordi e di esperienze vivide. Una vita piena, come una marea.